Buonasera, pensavo. Buonasera. Ma pare che sono donna pure io. Sì, lo dici tu. Pasquale! Il Parlamento sta aspettando te! Sì, ma io non parlo. Sono un uomo troppo serio e certe cose non le dico. Ma sono un uomo serio anche io, certe cose le capisco prima che tu parli. Psicologica pure io. Sì, ma noi siamo sempre stato bonizzato secondo me psicologica. Che sei fatto? Pensavo sienta, tu non sai come sta. No, non parla, lascia, guarda, infatti. No, non parla, lascia. Non parla. Lascia, hai dato tutte cose, sai che ti dico? E meglio che stai zitto. Chi è che si deve stare zitto? No, dico tu che stai cucinando questa zitto. Zitto che sto. Bravo la scuola, bravo la scuola. Sienta, tu devi stare ferma, capiti? Devi stare ferma perché oggi parla. Devo parlare per dirti che non devo dire niente. E si capisce, perché io sono un uomo troppo serio e certi pagliacciati non dico. Ma perché? Ma tu vai a... Mamma mia, sono la parli? Come me la voglio a fare con me? Dici che è inutile che fai. Tuo figlio non ha nessun diritto di andare a Roma a fare una breccia di portami. Come te lo spiegare? Oh, un libro stracciato. Ti devi stare zitta, capì? Ti devi stare zitta perché oggi parlo. Pasquale! Mamma mia, paravo ce l'ho pure una bascia campagna. Se ti devo parlare, capì? Io devo parlare. Pasquale! Ma perché non scumare? Non è spari come fanno tante che la gente. Che se ne vanno. O Venezuela, o Paraguay, o Uruguay, a Rosa Passa, la Ganda, la Ganda. E ma guardate, Ma ce l'hai sempre la loro musicale. Sì, pensavo, quanto figlio Giovanni ti può portare? O vuoi sapere? Figlio di Giovanni e Carmelina non hanno fatto niente. No, spiegatemi bene. Come ti spiega? Pensavo, te l'ho detto chiaro. Non hanno fatto niente. Ma io una cosa, te l'ha detto Carmelina, no? Non c'era bisogno, pensavo, c'era l'impossibilità di farlo. Oh, siete! Ma cosa sbatto a fare? No, non mi sbatto, forse non ci capito voi. Ma allora vuol dire che mia zia non è stata a Roma? Allora vai, una bucina, e mo che cosa va a capire un po'? Ma quale volta? Pensavo, ma quale volta? Tu vuoi dire che è stata a Roma? Va, non è stata a Roma, ma con mia figlia non ha fatto niente. Oh, siente, per cortesia, pensavo, non ti voglio mortificare, non voglio scummigliare o funucchi miei sabbia. Oh, funucchi! Siente, nella situazione in cui stava tuo figlio, ci voleva solo un miracolo di Dio per farlo diventare padre. Pensavo, non era possibile. Non era possibile. Ma come non era possibile? Pensavo tu lo puoi buttare Giovannina. Mia figlia non la vuole e ne mando moglie. Per noi Giovannina non è buono. Zitto, non lo fai. Senti, facciamo così. Io mi porto Carmelina in piazza facendo un comizio. Sto dicendo che tuo figlio Giovannino e mia figlia Carmelina non hanno fatto niente. E poi se no affronto che mi fai? No, ma se lo capiamo di volta. No, di volta, pensavo, secondo te una persona seria come me si mette a scopire un furucci mi sa esatto, con tuo furucci, allora fammi sentire che fai? Che faccio? Mette manifesto mi sa vediamo. Giovannino e Carmelina non hanno fatto niente. E io dovevo sopportare che tua figlia Carmelina ti sarà da primo Giovannino. E ti sono così più, dai. Ma dove stai dicendo? non c'è mai stato. Allora perché vai? Ma vengo pure da me. La verità? La verità che tu dicevo, l'onore figlio è sacro. Cosa sposo? Ora sì. Visto pure se mi sta sceneggiando con mia amica. Io mi do la sceneggiata. E lo faccio un foglio, lo facciamo un foglio. Allora vi siete messi d'accordo, vi siete messi tutti e due. Devo dire come avete detto voi. Messa l'onore figlio mi sacra. Cosa sposo? Ora stop. Vicino calmo, gli sta sulla. Devo dire come avete detto voi. No, tutto a posto. Pensa voi. L'odore figlio mi sacra. Cosa sposo? Ora stop. Ma mamma mia, pensavo che sta psicologia e bravo padre. Addirittura.
fatto? Amore a mamma. Non ci ho potuto io. Ma sì, e perché? Perché mamma si è chiusa in dopo. Come si è chiusa in dopo dire? Ma mica solo, sta con Carmelina. Perché mamma è frutta. È frutta. Ma troppa. O mi era castudilla, è un ginecologa. Ed è venuta a vedere se Carmelina veramente è frena. Ginecologo? Io. Ginecologo? Oh, ma non è... Sempre tutti, sono vicino. Lascia! Non che figli per sacra, passa sposa, ora sì. Francesco, questa è bella, non me la fa! Lascia! Non che figli per sacra, passa sposa, ora sì. Tu mi devi dire, tua figlia Carmelina è un ciclo. La tua figlia è un ciclo. Te lo devi sapere tutta la paradizia. Mia figlia è un ciclo. La tua figlia è un ciclo. Cosa floreale? Non c'è cosa floreale. Figlio, ma che sta dicendo? E vabbè, pensavo dov'è? Come vabbè? Carmelina è prega! Come prega? No. Ma raga, Angela, la vacca deve Signore, la verità. No, tu non sei più, tu non sei un buon uomo, lo sai, no, tu non sei buono, no, tu non sei un uomo buono, tu sei un uomo che ciuccia. Mamma te prega. Ma scusate, che può essere? Figlio Giovanni della Omma! Iate bene, signori, per cortesia, iate bene, forza, scende fuori, iate bene. Ma